utente mi scrive: ho avuto brutte avventure con gli installatori in quanto sono stati pagati dai ladri per crearmi dei problemi. Nel video di oggi analizziamo e commentiamo questo post. Come dicevo poco fa, nel video di oggi vorrei analizzare e commentare quanto mi ha scritto un utente proprio qui nel canale YouTube a seguito di un mio precedente video. L'utente mi scrive, il commento è pubblico, quindi leggiamo testualmente: io ho avuto brutte avventure con gli installatori in quanto sono stati pagati dai ladri per crearmi dei problemi. Infatti la grande debolezza degli impianti di allarme è proprio il fatto di essere in tutto e per tutto dipendenti dall'installatore. È per questo che io ho deciso di fare da solo, perché non voglio rischiare di avere dei problemi perché l'installatore ha accettato una mazzetta per lasciare qualche punto debole nell'allarme. Quindi sono alla ricerca di un canale YouTube che possa mettermi in grado di essere del tutto autonomo. Perché non fai un corso per rendere persone comuni in grado di essere del tutto autonome e in grado di automontarsi un impianto di media qualità in casa propria? Credo che alla luce di questo post si debbano mettere alcuni puntini sulle i, ma partiamo dall'inizio. L'impianto deve essere installato da un tecnico? Sì, perché ci sono delle normative, perché il tecnico studia il prodotto, studia le normative, sa come applicare le normative e sa come utilizzare quei prodotti in base alla normativa da seguire, in base al livello di prestazione da realizzare. Di questo abbiamo parlato centinaia di volte. Possiamo metterci al riparo dagli eventuali errori commessi dal tecnico? Sì. Dal mio personale punto di vista non può essere che un tecnico possa lasciare volutamente dei punti deboli nell'impianto di allarme intrusione perché ha preso delle mazzette dai ladri. Non può essere, perché la normativa che abbiamo seguito, che ha dovuto seguire per realizzare quel tipo di impianto di allarme, mi dice che cosa proteggere e come per raggiungere quel livello di prestazione. La semplifico al massimo: io installatore non posso inventarmi di fare quello che voglio io dal cliente. In quel caso non ho seguito la normativa e non potrò rilasciare la dichiarazione di conformità dell'impianto. Partiamo dal presupposto che questo impianto però sia certificato in base al decreto ministeriale 3708, nel quale devo dichiarare quale livello di prestazione è raggiunto e quale normativa applicabile è stata seguita. Quindi se ho alla mano un progetto, perché l'impianto deve essere stato progettato, se non c'è un professionista deve essere progettato dal tecnico installatore, dalla ditta che ha installato l'impianto, se è stato realizzato come da progetto, se ho seguito la normativa tecnica applicabile, se ho dichiarato di aver raggiunto quel determinato livello di prestazione, non posso aver lasciato dei punti deboli. Il cliente che ha potuto verificare che questi punti deboli sono stati lasciati, diciamo, dimenticati dalla ditta che ha realizzato l'impianto di allarme, potrà avvalersi su di essa solo ed esclusivamente nel momento in cui ovviamente l'impianto è stato realizzato e fatturato in modo regolare. Se l'impianto l'ha fatto a mio cugino è inutile che ne parliamo, è inutile che stiamo qui a parlarne e ad affrontare un argomento così spinoso. Abbiamo il frullatore domotizzato, abbiamo il microonde autopulente e scongelante, abbiamo la piastra domotizzata, abbiamo la macchina da caffè, abbiamo superato 3 kW. Per quanto riguarda invece il fai da te, sono del parere che
un autodidatta non riuscirà mai a realizzare un sistema di allarme intrusione sicuro nella misura in cui non può aver studiato, imparato, conosciuto tutte le tecnologie di rivelazione, tutte le normative tecniche applicabili e tutti i prodotti che sta installando. Ecco perché l'installatore non deve essere uno scappato di casa, non deve essere uno che si inventa la mattina di fare impianti di allarme e poi il pomeriggio fa un altro mestiere o va a lavorare in fabbrica. Cioè, fare l'installatore di sistemi di sicurezza, come direbbe un mio buon amico, è un mestiere serio. Fare sicurezza è un mestiere serio, anche se continuiamo a negarlo quotidianamente. Per quanto riguarda l'ultima parte di quel post, ovvero perché non fai un corso, perché no? Perché i miei corsi semmai sono rivolti agli elettricisti, sono rivolti a chi fa già questo mestiere per potersi migliorare. Posso, per l'utilizzatore, per l'utente, eventualmente fare dei corsi con i quali darti un'infarinatura, ma non potrò mai darti le basi che avresti dovuto studiare prima di arrivare a fare l'installatore di sistemi di sicurezza. Spero di averti dato un suggerimento utile anche nel video di oggi. Grazie a chi si è iscritto al canale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, spunta la campanella per non perderti i contenuti che andrò a pubblicare in futuro. Noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao!